Buone notizie per il comune di Palma di Montechiaro, un anno, il 2021, che si chiude in bellezza con l'arrivo di un nuovo finanziamento. A comunicarlo è lo stesso Castellino, che con gioia e orgoglio è stato pubblicato il decreto interministeriale per la rigenerazione urbana che assegna a Palma di Montechiaro la cifra di 4.999.990 euro per la rigenerazione e il restauro dell'eremo del Monte Calvario, destinato a diventare un polo culturale, ai quali si aggiungono 25.300 euro del cofinanziamento del comune. Era aprile, afferma Castellino, quando a Roma, insieme al presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone e il consigliere Massimo Amato, eravamo per diversi progetti, tra i quali appunto il Monte Calvario. Quel sogno oggi è diventato realtà. Un finanziamento arriva nel giorno di San Silvestro e all'indomani dell'approvazione in Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2022-2024. Il primo comune, afferma Castellino, in Sicilia ad avere rispettato i termini previsti dalla legge. Un ringraziamento del sindaco Castellino va al sottosegretario onorevole Carlo Sicilia e al ministro Lamorgese per l'attenzione nei confronti delle istituzioni locali e in particolare del nostro comune. Grazie a tutti, al governo nazionale, grazie anche al governo regionale, entrambe sempre presenti e vicine alle istanze del territorio palmese. Oggi, 31 dicembre 2021, un'altra meravigliosa notizia. È stato pubblicato il decreto interministeriale sulla rigenerazione urbana. Palma ha partecipato e ha avuto assegnato un finanziamento di quasi 5 milioni di euro. Per la precisione 4.999.990, 25.000 euro in più li metterà il Comune di Palma come cofinanziamento, quindi il progetto supererà i 5 milioni di euro. L'intervento riguarda un centro culturale nel centro storico della città e il restauro e la rigenerazione urbana del Monte Calvario, un'opera storica che ci riempie di emozione e di orgoglio. Ringraziamo il sottosegretario Carlo Sibilia per la sensibilità dimostrata nei confronti di tutti i territori e della città di Palma di Montechiaro, il ministro Lamorgese, il governo nazionale e tutto il governo regionale. Siamo onorati e orgogliosi di servire la nostra comunità. Un ringraziamento a tutta la mia squadra, ai miei collaboratori, ai professionisti palmesi che gratuitamente mettono a disposizione la loro opera, agli assessori che in questi anni hanno lavorato insieme a me e al mio fianco a servire questa comunità, al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i consiglieri che hanno voluto servire insieme a noi questa comunità. Grazie ancora, che questo ennesimo finanziamento che ci consente di superare quota 50 milioni sia foriero per il nuovo anno di ulteriori buone notizie che ci possa consentire di affrontare tutti insieme meglio il 2022 nonostante una pandemia che non cessa i propri effetti. Buon anno a tutti, viva Palma di Montechiaro!